Quando la sua maglia è arancio e blu, il suo nome Andrea Rosina. L'ha fatto fare il tirata ai 42. Dite che venga Cadrio. Dammi in cappello. Parla bene, non sta a parlare al solito Vicentino. Ecco, vediamo, la Bisazza non è riuscita a recuperare i secondi sufficienti e quindi neanche oggi maglia rosa. Attenzione. È a Bau che abbiamo perso. Che mappa è? Ah, quel che tu mi avevi detto. Come mai che hai fatto asciugare la carta là? Perché è trasparente, no? No, ma per la pioggia. Non si vede c'è questo di... perché già era, non si spiegazza. Me lo vuoi? Cos'è l'idrografia quella là? È del Veneto. È il Veneto, zio caro. Zio caro, il Veneto, i canali principali. Nel Veneto ti spiega tutto, Puito. Ah, che dice il presidente dell'associazione scientifico-tecnologica, ricordati. Tecnologica? Adesso. Ricordo. Niente, l'unico punto che ci mancava da visitare era il ponte di sostegno che abbiamo passato gli ultimi 5 minuti di strada quando abbiamo passato sopra un ponte e abbiamo visto confluire vari canali nello stesso punto. In quel punto lì di sostegno ci sono 3 canali che si incontrano e hanno praticamente un corso parallelo l'uno all'altro. Abbiamo il canale Bisatto, quello più sotto ai Colli Ugani, lo scolo di Lozzo in mezzo e la Frassine Brancaglia che sta più verso la pianura. Frassine Brancaglia è il proseguimento dell'Agno-Guaro, quello che viene giù da Recoaro. Quindi c'è un andamento diciamo nord-sud, poi diciamo taglia e viene in questa direzione dal Montagnanese, da Montagnana diciamo, taglia e viene verso i colli e poi fa una brusca virata qui in località del sostegno dove si mette parallelo agli altri canali e poi prosegue con un altro po' di cambiamenti di direzione verso la laguna. Quel canale lì, Frassine Brancaglia, l'Agno-Guaro, insomma è quello che ha dato più problemi nella zona, nella nostra zona, in questa zona, nell'alluvione del 1° novembre. C'è stata una rotta importante con uno squarcio di un centinaio di metri sull'argine destro del Frassine, forse saranno 10 km di linea d'aria da qua, forse anche meno, e ha inondato tutta la piana che abbiamo alle nostre spalle fino alla statale che collega Este con Montagnana. Lì praticamente si è creato un micro bacino, una bacinella praticamente che ha accolto le acque fuoriuscite dalla breccia sull'argine destro, dovuto appunto
al sovranzo della strada statale che crea fisicamente un argine, e l'argine stesso del canale Brancaglia che praticamente chiude su 3 lati, chiude il quadrilatero formato dall'argine Brancaglia e dalla strada statale. Quindi una volta fuori uscita l'acqua in questo bacino, in questo bacino abbiamo quote inferiori al resto del territorio, praticamente l'acqua era in trappola. In località Ospedaletto, nelle zone più basse, avevamo anche 1,5 metri di acqua ristagnata lì per qualche settimana. E l'unica via è uno scolo che passa sotto, sotto la strada statale, che va verso il Vighizzolo, dove c'era un ricchissimo lago di Vighizzolo, dove tuttora ci sono le valli, che sono attualmente a una cassa d'espansione, appunto, che in teoria dovrebbe essere utilizzata nei casi di piene, ma in definitiva è stata usata in questo caso perché veramente non c'era altro che si poteva fare. Purtroppo in questa cassa d'espansione ovviamente ci hanno costruito, quindi è parzialmente utilizzabile. Quindi a sostegno abbiamo appunto questa unione di 3 fiumi. Abbiamo praticamente il Frassine Brancaglia e il Bisatto che corrono bene o male alla stessa quota. Sono tutti e 2 canali pensili, ma corrono tutti e 2 alla stessa quota. Il canale di Lozzo, che è un canale artificiale scavato successivamente al canale Bisatto, scorre a profondità nettamente inferiore agli altri 2. Quindi al sostegno abbiamo praticamente una botte che permette al scolo di Lozzo di passare sotto al collettore che unisce il Frassine Brancaglia con il Bisatto. Il collettore serve appunto per regolare le piene del Frassine Brancaglia e permette una livellazione dell'acqua del Frassine Brancaglia verso il Bisatto, appunto per gestire le quote dei 2 bacini. La zona che abbiamo qui alle nostre spalle è importantissima dal punto di vista della paleoidrografia. La paleoidrografia è quella scienza che studia il tracciato storico dei canali. Questa è l'immagine satellitare. In questa zona sono visibili i colli Euganei, poco più a nord-ovest i colli Iberici. È evidente il tracciato dell'Adige e sono altrettanto evidenti delle, chiamiamole sfumature sul terreno. Sono queste macchione più scure con andamento est-ovest e una macchiona più scura a forma di meandro. Queste macchione scure sono date dalla diversa tipologia del terreno che riflette in modo diverso la luce solare, quindi viene carpita con valori diversi dal satellite. Queste macchie ci mettono in evidenza il vecchio tracciato dell'Adige. Infatti fino in epoca romana l'Adige arrivava a costeggiare, a lambire i colli Euganei. L'Adige, al posto di andare giù per il tracciato attuale, svoltava dalle parti di Veronella e veniva a lambire i colli Euganei per poi proseguire verso Solesino. Da Solesino andava giù verso l'Adige. L'attuale strada statale est montagnana è stata costruita proprio sopra il dosso fluviale dell'Adige. Tiziano è un quaternarista, cioè un geologo che si occupa della geologia più recente, quindi dei sedimenti più recenti, che molto probabilmente anche questo meandro che si vede qui a nord è un vecchio tracciato dell'Adige. Dovete pensare che in epoca romana e anche successiva, fino all'epoca della Serenissima, quindi 1500, i canali difficilmente erano reggimentati. Quindi quando c'erano le rotte, i canali spargevano le proprie acque e i sedimenti a seconda delle pendenze del territorio che incontravano. Quindi in questa zona le rotte erano frequenti, ovviamente non essendoci argini artificiali, erano frequenti, e quindi ad ogni stagione avevamo inondazioni con rilascio di sedimenti. Ecco che le terre scure che vediamo qui sono proprio terre scure dovute anche alla tipologia di sedimenti portata dall'Adige,
se non che dalle zone paludose che insistevano sulle unghie dei colli. Le zone paludose appunto che circondavano queste fasce collinari sono proprio dovute al fatto che questi grandi fiumi, una volta che rompevano gli argini, portavano i sedimenti, li spargevano, ma ovviamente non arrivavano fino proprio al ridosso, all'unghia del colle, ma si formavano un po' prima. I colli non hanno questa grande possibilità di scaricare sedimenti a valle, e quindi tra le diramazioni delle alluvioni e il fianco collinare si formava questa zona depressa, che era zona appunto di raccolta di acque piovane o di scarico dei rii e dei torrentelli che scendevano dai colli. Ecco che si formavano queste zone paludose che poi, come ho detto stamattina, sono state bonificate, eccetera. Sempre qui tra i colli e il corso del Bisatto c'è la famosissima Val Calaona, la quale, tornando, ve la indico. Val Calaona è importante per molte cose, importante come uno dei primi, anzi uno dei punti più antichi, uno dei punti dove si sono ritrovati reperti di insediamenti antichi dei paleogani, paleolitico parliamo, quindi circa 3000 anni prima di Cristo. Trovati insediamenti palafitticoli, quindi spalafitte in questa zona, quindi sì, già a quell'epoca ovviamente zona umida. E poi successivamente è importante per una sorgente termale della Val Calaona, cioè praticamente era una piscina a cielo aperto naturale con temperature di acqua sui 30 gradi se non sbaglio, ed era utilizzata sia anche in epoca romana come luogo di ritrovo, di divertimento. La Val Calaona è stato poi zona di beghe, chiamiamole beghe, tra il comune di Calaone, che dava appunto il nome alla Val Calaona, non il comune, sono la comunità di Calaone, la comunità di Este. Dopo appunto quel fatidico 1525 che è stato messo insieme sia Este che Calaone. Il ritratto di Lozzo è stato il ritratto, quindi l'opera di bonifica che ha interessato la Val Calaona. In Val Calaona, quindi a Cala Bomba, dove vi siete fermati poco prima di arrivare qui, località Bomba o Piomba, era un luogo importantissimo per il commercio della zona. Era luogo di imbarco di tutte le materie prime, quindi uva, castagne cibi vari che arrivavano dai colli, arrivavano a Cava Piomba, venivano imbarcati e attraverso il Bisatto arrivavano a Battaglia Terme, scaricati, rimontati sul Vigenzone fino a Venezia. E ovviamente anche come trasporto di materiale lapideo o di calce che veniva cavato sia qui in cava che nelle cave vicino verso Rivadolmo. Era famoso anche il mulino, c'era una stazione di mulino vicino a questa zona qui, che poi è stata demolita verso il periodo della Serenissima perché intralciava, era un mulino di quelli galleggianti, quindi tipo era un barcone sul fiume, è stato demolito, è stato rimosso perché intralciava il passaggio dei barconi.